Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. In questo numero, per il basket, nuovo anno amaro per la SMEC Caorle. Il Portogruaro vince a Pordenone. Le nostre telecamere a Fossalta per la sfida di promozione tra la pallacanestro fossaltese e Azzanese Basket. E per il volley, in B maschile Bibione Mare sempre più in crisi, intervista con il DS Gianfranco Lorenzo. In prima divisione, impresa del Concordia a segno con la capolista. Il responsabile tecnico Paolo Federigo fa il punto della stagione del rugby Portogruaro. Riprendere dopo la sosta non è mai facile, sovente la prima del nuovo anno riserva sorprese in ogni sport ed in qualsiasi categoria. L'eccezione ha confermato la regola anche in questo fine settimana, dove nel basket in Serie C Gold, in un turno che ha confermato una volta ancora l'onnipotenza di Oderzo e Jesolo, indiscusse padrone della regular season, la SMEC Caorle chiude invece il girone d'andata subendo una sonora ed inattesa sconfitta sul parquet di Codroipo, che solo in parte può essere spiegata con una settimana alquanto travagliata sul fronte delle influenze. L'approccio si è rivelato sin troppo soft, Caorle mette subito il naso in avanti, una tripla di Markovic e un tiro in sospensione di Rubin fanno prendere ai litoranei un margine di 5 lunghezze, ma gli udinesi, attuando una difesa aggressiva, riescono a mettere in difficoltà la SME in ogni situazione di tiro, operando il sorpasso sul 10-9 con un canestro di Infanti a 3-29 dalla prima sirena e chiudendo avanti 19-13. Caorle mantiene le distanze sino al riposo lungo, quindi senza la possibilità di rotazioni adeguate in un reparto lunghi orfano di Nardin, Buscaino e Sadikowski, a rientro in campo non basta aggrapparsi alle triple di Dalovic, Kresnar e Markovic per restare a galla. Codroipo prende ancora più il largo, rendendo vano ogni tentativo di rientrare in partita dei Caorlotti che nell'ultimo parziale, a giochi ormai fatti, regalano minutaggio ai giovani della panchina. Sapevamo che avremmo trovato guerra è stata,
merito a loro perché hanno giocato una super partita. Noi dal canto nostro siamo partiti troppo molli, dopo il risultato è stato evidente e purtroppo è andata peggio decisamente peggio delle aspettative. Conti fatti ci siamo quasi sbriciolati perché sono bastati i 5 minuti del terzo quarto per buttare via tutto il lavoro fatto nei primi 2 quarti e lì abbiamo proprio calato completamente la concentrazione e loro invece l'hanno tenuta dall'inizio alla fine e quello è stato il gap che ci ha affondato sostanzialmente. Ecco, diciamo che è stata una settimana un po' particolare quella scorsa perché non potete allenarvi al Palamare, perché comunque molti di voi erano stati colpiti da uno stato influenzale, però insomma non si può spiegare una simile debacle. Sì, ognuno comunque ha i suoi problemi, noi di fatto abbiamo giocato fuori casa, quindi sì, il fatto di allenarci sicuramente in casa nostra è un vantaggio quando giochiamo in casa. Chiaramente quando andiamo fuori troviamo squadre che non mollano, soprattutto squadre come Codroipo e niente, è stata dura la settimana, però appunto non ci sono alibi, perché quando vai in campo devi comunque almeno cercare di lottare fino alla fine. Adesso è fondamentale reagire prontamente a quel che è successo domenica scorsa. Sì, senza dubbio. Adesso abbiamo un'altra trasferta impegnativa che è Due Ville, anche se sulla carta sono più bassi noi in classifica, ma sono in casa loro e hanno bisogno assolutamente di fare punti e quindi noi dobbiamo assolutamente riscattarci domenica prossima. E poi arriverà anche lo Jesolo e lì sarà ancora più bello. E intanto pensiamo a domenica, Jesolo è fra 2 settimane, ce n'è un'altra in mezzo che è importante quanto la prossima, perché adesso il girone di ritorno sono punti fondamentali a ogni partita. E infatti c'è un certo anche equilibrio, non si può a questo punto scherzare perché insomma dietro non stanno a guardare. No, sicuramente il campionato è molto corto, la classifica lo dimostra e sicuramente ci saranno delle sorprese che verranno fuori nel girone di ritorno, quello senza dubbio, quindi bisogna sempre stare pronti a qualsiasi squadra, assolutamente non sottovalutare nessuno. E a proposito di sorprese, in Serie D Casals è caduto dopo un tempo supplementare a 13°, lasciando così via libera al vertice della classifica a Sacile, che non ha fallito con il Nord Caravan. Invece è tutto secondo copione per la pallacanestro Portogruaro. I Granata sono passati sul campo del sistema Pordenone, consolidando la propria posizione in zona playoff. Partita che il quintetto di coach Ostan ha condotto dall'inizio alla fine, trascinati dai soliti Tamassia, Nosella, Piasentin e Fantuz, tutti finiti in doppia cifra. È finita 47-60. Prossimo turno domenica alle ore 17:30, quando al Paralovisa scenderà il nobile e decaduto Tarcento. Allora eccoci a parlare di Serie D con coach Nicola Ostan. Dunque prima partita dell'anno, seconda vittoria del girone di ritorno e playoff che sono, non diciamo ormai in cassaforte, ma abbiamo messo una serie ipoteca. Sì, adesso ci aspetta una serie di partite difficili, per cui andiamo con i piedi di piombo a fare previsioni. Avevamo vinto una partita rischiosa perché le vacanze, il rilassamento di sapere di giocare con la penultima in classifica poteva essere veramente pericoloso per noi. Ma devo dire che aggrappandoci alla difesa siamo riusciti a fare una buona partita. Quei pochi allenamenti che avevamo fatto durante le vacanze avevano dato buone indicazioni, per cui abbiamo fatto una partita di sostanza, di quelle che è importante vincere. Adesso ci aspetta Tarcento, sarebbe importantissimo vincere perché vorrebbe dire mettere anche loro a 6 punti e mettere in cassaforte lo scontro diretto, la differenza canestri. Per cui auspico di prepararci bene in questa settimana per arrivare pronti contro Tarcento, perché poi ci aspetta veramente un filotto di partite difficili. A un certo punto Pordenone si era anche rifatto sotto, ma è stato solo un fuoco di paglia. Sì, purtroppo
Tecnicamente contro la loro zona ci siamo affidati troppo al tiro da fuori, per cui in due o tre azioni, non segnando, loro si sono rifatti sotto. L'attacco non è andato benissimo domenica, siamo stati a volte imprecisi. Forse avevamo un po' di ruggine visto che era dal 20 che non giocavamo, non abbiamo neanche fatto amichevoli durante il periodo di ferie. Abbiamo fatto poi due o tre buone difese che ci hanno portato a tirare con tranquillità e a mettere quei 13 punti finali. In Serie B femminile, la prima del nuovo anno presentava per il Concordia una sfida di un certo livello di difficoltà con il quinto vicentino. Al Pala Valerio le biancorosse, ancora prive di entrambi in play, hanno giocato ad armi pari per almeno metà gara, mostrando grinta e voglia di risalire la china. Quindi, come sempre accaduto in questo campionato, si sono disunite a rientro dopo l'intervallo lungo, lasciando via libera alle quotate vicentine. Situazione di classifica dunque sempre più precaria, con la salvezza che appare davvero appesa a un filo. Nelle categorie minori in promozione il Bivio Annone Veneto era impegnato in casa con il Fiume Veneto. È arrivata una vittoria da parte dei ragazzi di coach Walter Culos per 67-57. Seconda vittoria in campionato anche per il Baloncesto, 68-63 in quel di Fontana Fredda, un successo in continuità con le buone prestazioni offerte nelle ultime uscite dell'anno. La Pallacanestro Fossaltese invece ha affrontato l'Azzano Basket sul proprio campo vincendo largo. 2 punti fondamentali che permettono ai biancoverdi di rialzare la testa dopo le tante traversie dell'ultima parte del 2016 e di restare anche agganciati al folto gruppo di centro classifica, mantenendo inalterate le possibilità di qualificazione ai playoff. Che sia di buon auspicio, è stata una bella partita, siamo ancora un cantiere ancora veramente aperto, perché abbiamo avuto grossi problemi proprio di struttura di palestra per poterci allenare, quindi praticamente non ci siamo allenati per quasi un mese abbondante. E nonostante che abbiamo giocato lo stesso, e questo ci ha un po' penalizzato. La squadra ha funzionato in ogni reparto, ma soprattutto direi sotto canestro i vostri lunghi sono stati molto efficaci. Sì, oggi sì, anche perché l'ho chiesto, dovevano farlo assolutamente, perché altrimenti non portavamo a casa la partita, questo sì. Ci è servito anche per rodare giochi nuovi, delle cose nuove che stiamo facendo sia in attacco che in difesa, e quindi complimenti a loro, a questi ragazzi qua. La classifica adesso vi vede così nel gruppone di centro, ma insomma classifica ancora praticamente cortissima, una vittoria in più, una vittoria in meno cambia molto a livello appunto di posizione. Questo sì, perché vinci una vai terzo, quarto subito di colpo, perdi una vai penultimo, terzultimo, quindi bisogna stare molto attenti in questa fase qua. Stiamo rodando, ripeto, nonostante che non abbiamo fatto allenamento per le ultime partite, anche perché sono state partite abbastanza impegnative con Spilimbergo, abbiamo perso di poco, per dei dettagli ovviamente, perché mancava allenamento, però da lì, da quella partita abbiamo cominciato a mettere in piedi un paio di cose che speriamo che ci portino dei buoni frutti adesso più avanti. Ed eccoci a commentare questa partita con il presidente dell'Azzano Basket, Luciano Stefani, una partita magari che ovviamente voi pensavate, volevate che andasse in tutt'altra maniera. Sicuramente sì, noi volevamo che andasse in maniera diversa, ma non per il risultato, per la voglia dei ragazzi che non hanno dimostrato di avere. Questa sera veramente hanno giocato una pessima partita, difatti in spogliatoio adesso l'allenatore li ha ripresi, ha dialogato con i ragazzi chiaramente perché devono imparare a crescere. Noi abbiamo dei ragazzi che sono giovanissimi, sono bravi ma giovani, quindi mancanza di esperienza, mancanza di tutto quello che può esserci per vincere una partita, e io sicuramente ho appoggiato l'allenatore dicendo comunque ai ragazzi che
da adesso in poi dobbiamo riprendere ad essere una squadra, ad essere noi stessi. Fino adesso avevamo fatto dei bei risultati, avevamo perso alcune partite in maniera così sciocchina per mancanza di voglia, mancanza di coraggio. Oggi abbiamo toccato il fondo, da adesso in poi potremo solo risalire e creare un qualcosa di diverso, di più bello per lo sport, per i ragazzi. Sicuramente adesso non saprei cosa aggiungere. Ecco, i vostri obiettivi di inizio stagione quali erano? Ma no, fare un bel campionato, far giocare i ragazzi del settore giovanile, quindi noi stiamo giocando con dei ragazzi che hanno 16, 17, 18, 19 anni, quindi, e alcuni più anziani con esperienza, quindi siamo contenti di quello che stiamo dando, perché stiamo facendo giocare soprattutto i ragazzi del settore giovanile e per noi è lo scopo principale, far emergere i ragazzini e dar spazio a loro, quindi per noi è tutto quello che viene è buono, è un risultato. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsin, provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Anno nuovo, andamento vecchio per il Bibbione Mare, che nel campionato di Serie B ha rimediato l'ennesima sconfitta. D'accordo, Bolzano non era un campo dove strappare punti salvezza, resta il fatto che qualcosa in più sotto il profilo della prestazione era lecito attenderselo. Invece i sandonatesi, che tra l'altro hanno fatto esordire l'esperto palleggiatore Francesco Venturi, sono rimasti in partita solamente nelle prime battute, quindi gli altoatesini sul 12-12 hanno piazzato il break vincente,
e non vi è stata più storia. Bolzano in tal modo ha recuperato 2 punti sulla capolista Prata, costretta al tie break dal Massanzago. La pallavolo Motta invece ha trionfato con il Valsugana, riportandosi così a stretto contatto con il secondo posto. Sì, era anno nuovo, vita vecchia, vabbè, a parte le battute è andato, diciamo che l'inizio del 2017 comunque sapevamo che non poteva essere sicuramente, ma avevamo una partita difficile perché contro Bolzano, una squadra che già l'anno scorso in B1 aveva fatto bene, e quindi andavamo a giocare in trasferta, partita dopo le festività, anche se ci siamo allenati sempre con continuità, anche con impegno, però in realtà sono usciti i soliti difetti, insomma, quindi purtroppo speravo in una reazione positiva, se non altro nel gioco, non tanto nel risultato, però in realtà è uscito un brutto risultato e non si sono visti dei miglioramenti. Adesso noi abbiamo fatto anche la scelta, abbiamo cambiato il palleggiatore, abbiamo chiesto a un ragazzo con esperienza se veniva a darci una mano per riuscire un po' a venirne fuori, se non altro con l'esperienza, anche perché il palleggiatore è un ruolo molto difficile, qualcosa dovevamo fare e stiamo cercando di venirne fuori. Adesso vediamo, poi penseremo anche a fare qualche ulteriore sforzo di cambiamento, vediamo cosa riusciamo a fare. Le prossime sfide con Motta e Casalserugo vi diranno se veramente siete una squadra che può ambire alla salvezza. Sì, adesso vediamo, partita col Motta difficile, la partita con Casalserugo sarà determinante. È brutto dirlo, però diventano 3 punti indispensabili per crederci. I conti si fanno alla fine, ma diciamo, se c'è un qualcosa che già adesso vi rimproverate, qual è? Bella domanda, me la sto facendo da un bel po'. Non credo di poter dire di rimproverarmi niente. Ho fatto degli errori abbiamo fatto degli errori nell'assemblare la squadra. Dov'è l'errore o dov'è la cosa che potevamo evitare o potevamo cambiare, non te la so dire. O non te la voglio dire, però diciamo che dovessi rifare un po' il gruppo l'anno, farei delle scelte diverse. Guardando il campionato in senso più generale, sta dicendo quello che erano un po' le previsioni della vigilia. Sì, esatto, no, diciamo è comunque un campionato estremamente equilibrato, c'è qualche squadra tipo il Prata, il Bolzano, il Motta, lo stesso Motta, insomma, che fanno forse anche il Valsugana, sono leggermente superiori agli altri come esperienza di gruppo di ragazzi. Però tutto il resto, diciamo, siamo lì anche noi, non siamo così distanti, insomma, però adesso stiamo pagando veramente la fiducia. Adesso chi ha carattere ne esce, chi non ha carattere, chi non ne uscirà. Il campionato comunque è un bel campionato, pensavo fosse leggermente più abbordabile, in realtà forse comunque diciamo che si è livellato un po' sopra il campionato di B2, insomma, quindi un campionato difficile. Nei campionati regionali avvio a singhiozzo per la squadra del Veneto orientale. Ferma al palo la pallavolo Portoguario in Serie C maschile, dove si sono giocate solamente 3 partite che hanno sancito il sorpasso al vertice del Valsugana ai danni dell'Astra Volley. In D femminile è scesa regolarmente in campo la pallavolo San Stino, un impegno proibitivo per il sestetto di coach Nicola Strumendo al cospetto della seconda della classe Treviso Volley School, dove infatti vi è stata ben poca storia. È finita con un secco 3-0 dei parziali di 25-14, 25-17, 25-23 che lascia San Stino un punto sopra la zona play-out. Hanno riposato invece le ragazze della pallavolo Portogruaro.
E l'impresa della settimana invece è stata realizzata dalla Pallavolo Concordia. Le giovani biancorosse hanno steso in terra mestrina la capolista Bissuola con una prestazione di grande livello tecnico. Un successo per 3-1 che rilancia le concordiesi in ottica promozione. È stata un'ottima prestazione da parte delle ragazze, sicuramente la migliore prestazione dell'anno. Siamo riusciti a sopperire a alcune difficoltà che sono emerse nel secondo set e siamo riusciti a mettere in strada la partita con un'ottima prestazione soprattutto in attacco e a muro, un muro spesso invalicabile da parte delle nostre ragazze che ci ha permesso di portare a casa i 3 punti con una netta vittoria nei confronti della capolista. Ci aspettavamo probabilmente una squadra un attimino più forte, soprattutto a livello fisico e mentale soprattutto. Invece avendole messe subito sotto pressione fin dal primo set hanno dimostrato di subire il contraccolpo e con un piccolo vantaggio durante il quarto set siamo riusciti a portare la partita in porto. Clima di grande euforia ovviamente qui a Concordia, del resto non potrebbe che essere così, ma appunto per questo bisognerà frenare i facili entusiasmi. Assolutamente sì, abbiamo già iniziato subito dopo la fine della partita di sabato a cercare di far capire alle ragazze che nulla è fatto, abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo accorciato sicuramente la classifica, ma in caso di un passo falso già sabato prossimo è come non aver vinto nulla, e per cui piedi ben piantati per terra, consci delle nostre capacità e continuiamo a pedalare in salita. Sabato prossimo impegno casalingo con il Fossalta-Piave. Sì, una squadra giovane da quello che sappiamo, quindi talentuosa, con qualche ragazza che proveniente dal settore giovanile del San Donà, e quindi probabilmente sarà anche una squadra con alti e bassi. Dovremo assolutamente stare sul pezzo nei momenti dei loro alti e cercare di guadagnare assolutamente punti nei momenti dei loro bassi. Deve essere assolutamente una partita alla nostra portata, lo sarà sicuramente, ne sono convinto, e speriamo di ottenere un'ottima prestazione come quella di sabato scorso. Allora non potevate sbagliare in ottica promozione, non lo avete fatto con la capolista, è arrivata una grandissima prestazione che ha sistemato tante cose appunto in vetta lì alla classifica. Sì, diciamo che non ce l'aspettavamo, insomma eravamo un po' titubanti, però siamo riusciti a dimostrare comunque che siamo una buona squadra, che non si vince solo sempre di fisico ma anche di testa. È stato un grande risultato, ovviamente non diamo nulla per scontato, insomma la classifica è ancora, il campionato è ancora aperto e quindi bisogna rimboccarsi le maniche per raggiungere l'obiettivo, perché abbiamo un grande obiettivo quest'anno e vogliamo raggiungerlo. Hai parlato appunto che si vince anche con la testa, altre volte questo particolare vi era un po' mancato, sembra appunto che da qualche partita a questa parte ci sia stato un cambio di passo da questo punto di vista. Sì, ecco, tante volte abbiamo avuto alti e bassi con la testa soprattutto, però almeno personalmente sono stata contenta della mia squadra, abbiamo dimostrato che pur essendo anche una squadra giovane la testa non ci è mancata e abbiamo ottenuto un alto livello di gioco e di concentrazione soprattutto. Adesso da qui alla fine conteranno anche i più piccoli particolari. Sì, già l'anno scorso comunque ci è costato per poco il campionato, la promozione, almeno quest'anno non si molla niente, quindi si stringe i denti e ogni minimo punto particolare non dobbiamo mollare, ecco. Siamo nella clubhouse del rugby Portogruaro, qui c'è un certo tepore, ma fuori in campo siamo a -4, però i ragazzi continuano ad allenarsi con grande passione. Siamo con il responsabile tecnico Paolo Fedrigo, dunque come stanno andando le cose al rugby Portogruaro? Ma direi sostanzialmente bene, insomma. Dal punto di vista tecnico sappiamo che c'è un under 14 che numericamente sta crescendo, un under 16 magari dai numeri più risicati ma dal livello tecnico di un certo interesse.
Sì, queste sono due formazioni, una la più giovane che sta maturando e ci serve perché diciamo così il loro approccio al rugby totale si farà man mano, insomma, che si procede. Devono maturare anche da un punto di vista fisico, perché sono ragazzi che hanno 14 anni ma sono da 12 a 13, insomma questa è l'età vera anagrafica. E sono i ragazzi che hanno migliorato costantemente dal momento in cui si sono presentati qui in campo ad oggi. Si è visto un notevole progresso, questo ci fa ben sperare per il proseguo e soprattutto per la parte finale. La 16 invece è una squadra che già ha una certa maturazione fisica e sta ottenendo dei buoni risultati. Una società che con questa gestione si è insediata praticamente un anno e mezzo fa, siete soddisfatti del lavoro fin qui svolto? Sì, direi che il Presidente con tutto il suo staff ha fatto un grandissimo lavoro. Ci è stato riconosciuto anche dalla parte del comitato regionale, tant'è vero che domenica 15 qui avremo addirittura un raduno delle ragazze dell'Under 7 dai 14 ai 16 anni, cosa che insomma è difficile ottenere per le società. Insomma. Abbiamo parlato di settore giovanile, adesso anche uno sguardo a quel che è il campionato di una prima squadra che è partita un po' in sordina senza grossi obiettivi. È stata, diciamo, una stagione di transizione. Sì, è una stagione in cui l'allenatore sta inserendo diversi giovani, proprio giovani dall'età, insomma, alcuni ancora non maggiorenni. Attualmente alterna buoni risultati con grande entusiasmo ad altri meno buoni. Questo è tipico, insomma, di una squadra che sta cercando un certo assetto, però noi siamo molto fiduciosi anche in questa squadra. I programmi vostri erano di arrivare in Serie B entro 5 anni, siete in linea con le previsioni? Ma direi proprio di sì, insomma, io penso con il prossimo anno di mettere veramente le basi sotto tutti i punti di vista per poter poi cominciare una scalata alle varie classifiche, insomma, di categoria. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Nel nuovo anno Totaviaggi vi propone Birmania, 13 giorni e 10 notti da 2.390 euro in hotel 4 stelle con partenza il 25 febbraio. Madagascar, da marzo a maggio, 9 giorni e 7 notti da 1.090 euro con volo diretto da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco.
Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto.